è bene, è giusto, è opportuno, è tempestivo che le grandi organizzazioni sindacali affrontino di petto questi temi. Gava prima diceva 2 legislature per risolverli, auguri, speriamo di essere ancora vivi. Come Comune di Venezia temo di no proprio, perché se non si affronta il nodo del federalismo fiscale in modo concreto, i nostri comuni non ce la faranno più, molto semplicemente. Non ce la faranno più in alcun modo a garantire servizi, assistenza, non dico come oggi, ma in modo adeguato in qualche modo, soprattutto in una situazione di crisi che chiaramente accelera fino a ormai l'inverosimile la domanda di servizi. Facciamo un semplice esempio: noi siamo passati in 3 anni dal Comune di Venezia da 1000 a 3000 domande di persone che hanno bisogno letteralmente, cioè che non hanno più i soldi per pagare le bollette, e noi siamo in una situazione di comuni in questi 20 anni di fatto sull'ente locale, diciamoci la verità, perché le chiacchiere sul federalismo sono inversamente proporzionali, la quantità di chiacchiere sul federalismo in questo paese negli ultimi 20 anni sono inversamente proporzionali alle pratiche federalistiche che si sono avute, perché il federalismo è anzitutto autonomia e autonomia locale. L'ente locale è stato costantemente massacrato da tutti i governi che si sono succeduti, dal primo all'ultimo. L'unica forma effettivamente di politica bipartisan in questo paese è stato dargli all'ente locale. Questa è stata la quale si sono trovati tutti sempre perfettamente d'accordo. E sono dati, non sono opinioni, sono dati. Taglio di trasferimenti, fino all'inverosimile, fino anche a toglierci la gestione dell'imposta comunale sugli immobili, cioè fino all'inverosimile. Questi sono i fatti, adesso sono chiacchiere. E dopo 20 anni che ho fatto questa è la situazione. E allora 2 legislature, bene, auguri, vedremo se saremo ancora vivi. Rapidissimamente, tutti i temi importantissimi che avete toccato. Province, anche qui è incredibile, no? Perché noi siamo nati al discorso sul federalismo tutti insieme dicendo bisogna abolire la provincia. Era 20 anni fa e eravamo tutti d'accordo, anche molti presidenti della provincia erano d'accordo allora, perché sembrava una cosa abbastanza ovvia, no? Giusto, c'è un ente che deve pianificare a livello ampio, una regione, c'è l'ente locale, giusto? Cosa è andato avanti in questi 20 anni? Esattamente l'opposto, si sono rafforzate le province. Sono state date alle province una serie di poteri che non avevano all'inizio, alla faccia di abolire le province. Fino all'altro giorno non solo si sono moltiplicate le province, spinta localistica anche ovvia, perché tutti siamo umani, troppo umani, ma addirittura si sono aumentati i poteri delle province, per cui io adesso faccio un piano urbanistico, non devo più trattare solo con la regione, ma anche con la provincia. Cioè il piano regionale, cioè il piano provinciale, cioè varie serie di altri piani, di varie altre enti sottovedenti, e devo fare il piano urbanistico. Giusto? Ecco, allora, questo è un esempio tipico di schizofrenia totale. La città metropolitana abolisce la provincia, ma dove sta scritto? Neanche per sogno sta scritto, perché per esempio la città metropolitana di Venezia, ammesso che in qualche modo si riesca a fare la città metropolitana di Venezia, non comprenderà mai l'ambito intero della provincia. Cosa è del resto? O vengono abolite la provincia, oppure lì si formerà la provincia del Veneto orientale. Magari se ne saranno 3, ci sarà la città metropolitana, la provincia di Chioggia e la provincia di Cotopaxi. Sarà così. L'ambito della città metropolitana da nessuna parte è identica alla provincia, ne potrebbe essere. Però faccio la città metropolitana di Venezia che va fino a Sastino di Divenza. O le città metropolitane Venezia con Chioggia dentro, o a tu mettere Chioggia dentro. Quindi anche qui ragioniamo per assurdo, cioè esercizi mentali, per non dire una parolaccia. Poi veniamo alle questioni, poi
federalismo fiscale. Allora, federalismo fiscale, al di là dei garzigoni, un equilibrio, è evidente, no? Cioè, ci sono dei comuni che, nei quali il gettito, regioni, comuni, nei quali il gettito IRPEF, il gettito delle altre imposte è infinitamente superiore a quanto ottengono di ritorno. Questo è semplificando, no? Il resto sono ragioneria, ma questo è l'essenza politica per cui tutti i sindaci, per esempio nel Veneto e in Lombardia, chiedono federalismo fiscale, no? Perché tu e qui c'hai una sperequazioni pazzesche, no? Cioè tu dai 10, nel Veneto ti dai sostanzialmente 10 e di ritorno ne hai 3, così in Lombardia, perché poi le regioni che sono da questo punto di vista virtuose sono 2 alla stragrande, cioè Veneto e Lombardia e Emilia Romagna, 3 alla stragrande, 1 così da Lombardia e tutto il resto ci mangia, ma pochissimo il Piemonte pochissimo, no? Il resto praticamente tutti o sono alla pari o la stragrande maggioranza ci mangia, diciamo, no? E quindi il federalismo fiscale ha un senso soltanto se è un meccanismo perequativo, nella sostanza. Questo è il significato del federalismo fiscale. Ma il problema qual è? Il problema fondamentale sono, e dobbiamo dircelo, perché qui non ho sentito parlare, e anche nella tua relazione mi pare quello, sono le regioni a statuto speciale. È molto semplice, sono le regioni a statuto speciale. Cioè ogni contribuente italiano dà per ogni trentino altoatesino 4.000 euro all'anno. Identico a quello che ha avuto l'avventura di nascere in Val d'Aosta, poco meno quello che ha avuto l'avventura di nascere in Friuli, Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia. Questo problema si può affrontare o non si può affrontare? Politicamente, non sono nato ieri, non è che viva nella luna. Politicamente lo doveva affrontare o non affrontare? I sindaci chiedono 20% dell'IRPEF. Io non ho mai firmato questi documenti, non perché non sia d'accordo e solidale con i miei amici sindaci di ogni colore, che hanno perfettamente ragione, perché come dicevo all'inizio non ce la facciamo più, ma perché è realistico, perché allora sì, la comunità europea ti mette in prigione, perché è evidente che se tu dovessi riequilibrare in questo modo col debito che hai, tu non potresti più, è chiaro. Quindi sostanzialmente il finanziamento del federalismo fiscale deve avvenire attraverso meccanismi ridistributivi tra regioni e comuni, coinvolgendo le regioni a statuto speciale. Questo è il tema politico. Vi è un accordo che deve essere in questo caso necessariamente bipartisan nell'affrontare, nel prendere questo toro per le corna in termini realistici. Vi sono le condizioni per farlo, perché appunto, ripeto, l'unica forma possibile di finanziamento del federalismo fiscale è quella di un meccanismo ridistributivo perequativo, cioè bisogna distribuire diversamente questa torta, che non può essere allargata, perché è impossibile allargarla in un paese con questo debito. Quindi è un problema politico, come diceva, squisitamente politico. Perché nessuno può assumersi, nessun dei poli o cosiddetti può assumersi la responsabilità di tenere in mano il cereale. Bisogna che sia condivisa dai partiti e condivisa dalle forze sociali. E questo è il tema. Io credo che sia un tema maturo, ma sappiamolo, dobbiamo saperlo. Se non lo si affronta, il federalismo fiscale resterà quel bellissimo titolo della legge attuale, il titolo, e poi apro e non c'è romanzo, per forza, perché il federalismo fiscale non è ideologia, sono dati, numeri, cifre, quantità, questo è di ragioneria, e questa è la questione. Vengo all'ultima questione. Dobbiamo fare la nostra parte, sia chiaro. È una situazione di crisi, ci sono questi problemi generali di carattere istituzionale, federalismo fiscale, eccetera, che vanno affrontati con responsabilità, senza annunci, senza gride, senza spot, in termini concreti, realistici. Gli spot sono stati fatti, bene, lo spot federalismo fiscale è stato fatto, bene, speriamo che tutti siano contenti. Adesso passiamo a numeri, cifre e dati.